Eccoci, benvenute e benvenuti a questo appuntamento quotidiano con l'informazione di Sicilia 24 Focus. Oggi continuiamo a parlare di influenza perché i casi aumentano, sappiamo che siamo dentro il picco dei contagi e quindi vogliamo capire quanto sia efficace vaccinarsi ancora, se appunto è il tempo giusto per farlo, e soprattutto anche analizzare un po' quali sono anche le ripercussioni di questa influenza sulla nostra salute. Per questo lo faccio con il dottore Gabriele Giorgiani, benvenuto, responsabile del coordinamento attività vaccinali e metropolitane e provinciali dell'ASP di Catania, quindi chi meglio di lei ci può anche dare indicazioni proprio a proposito dei vaccini. Altro punto importante da segnalare è anche l'incidenza dei contagi fra i più piccoli, i bambini, e quindi per questo c'è con noi un pediatra, il dottore Gaetano Bottaro. Grazie per essere con noi. Lei tra l'altro in passato grazie a voi. ci ha dato anche indicazioni importanti, vorremmo darne a tanti che ci ascoltano. Al 342 74 5505 certo. È il nostro numero, quindi se volete potete appunto scriverci tramite WhatsApp e quindi formulare anche eventuali richieste per i nostri esperti. Dottore Giorgiani, il freddo, il ritorno a scuola dei ragazzi, degli studenti, i luoghi chiusi, ovviamente anche i numeri non troppo, diciamo, buoni per quanto riguarda l'adesione alla campagna vaccinale, fattori tutti e tre, o comunque vedremo se ce ne sono altri, che hanno portato ad essere la Sicilia una delle regioni a livello italiano più colpite dall'influenza quest'anno. Sì, assolutamente sì, appunto è una combinazione di fattori, come ha giustamente detto lei, perché veniamo da un periodo di feste, quindi di convivialità, di incontri sempre più frequenti, diciamo appunto nel periodo delle feste, la riapertura delle scuole recente, e poi sicuramente ha inciso anche una copertura vaccinale non ottimale, soprattutto nei pazienti over 65, nei pazienti fragili. È ancora oggi momento per vaccinarsi? Sì, perché nonostante il picco l'influenza durerà ancora per settimane, avrà una coda, cioè sarà questa curva che comincerà a scendere, ma all'interno di questa curva ci saranno ancora tanti casi, per cui per evitare complicanze, ospedalizzazioni, anche decessi purtroppo, è bene andare a vaccinarsi. Abbiamo molte opportunità per la vaccinazione, perché ci si può vaccinare dal proprio medico di base, perché il medico di base è il cuore, appunto, certo, assolutamente quello che ha più, diciamo, il contatto diretto con il paziente, un rapporto fiduciario quindi, in primis, certo, dal pediatra di libera scelta, nei nostri ambulatori di vaccinazione che abbiamo potenziato appunto per l'occasione, e anche nelle farmacie. Benissimo, lei ricordava i casi anche più gravi, lo ricordiamo per la nostra cronaca. Purtroppo a Catania c'è stato un decesso, un uomo di 50 anni che è appunto arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni al San Marco, poi è stato trasferito al Policlinico per le cure, e soprattutto anche è stato evidenziato che era positivo, diciamo, al virus influenzale. Purtroppo il decesso, nonostante l'intervento nell'unità appunto di rianimazione del Policlinico, e si è parlato, ci sfati anche un po' questo dilemma, se si può definire dilemma, questa variante K che sembra anche essere, diciamo, si dice bucare, in termini magari grossolani, lo diciamo così, il vaccino. È vero, non è vero? Quanto è insomma importante? No, in realtà appunto questa variante sì, abbiamo visto che dà delle sintomatologie, soprattutto in carattere respiratorio, importanti, può dare dei sintomi anche un po' più diciamo, prolungati nei giorni, però sicuramente la vaccinazione è un'arma di protezione assolutamente efficace. Sì, purtroppo l'influenza ogni anno provoca dei decessi, provoca delle ospedalizzazioni, provoca anche delle problematiche a livello sociale in termini di giornate di lavoro perse o quant'altro, quindi è ogni anno, diciamo, una battaglia da combattere, assolutamente. Quindi questa variante K sicuramente non ha facilitato, diciamo, il nostro lavoro, e ovviamente, ripeto, anche la bassa copertura vaccinale sicuramente favorisce, ecco, il proliferarsi di casi di influenza.
Dottore Bottaro, i piccoli, dicevamo, i piccoli che sono anche loro colpiti da questa influenza, vuoi perché a scuola tra l'altro ci sono anche rapporti di promiscuità inevitabili, no? I bambini giocano tra loro, si avvicinano, e quindi gli incontri ravvicinati sono sempre più frequenti. Cosa sta registrando lei in questo periodo? Allora, devo dire che l'influenza, che se ne pensi, è una malattia dei bambini. È il bambino il primo a essere contagiato, a essere colpito, a stare male. E poi spesso è proprio il bambino che contagia il resto della famiglia. Come ha ben detto lei, lo prende a scuola, lo prende in famiglia. È vero anche che i bambini hanno una sintomatologia un po' più leggera rispetto soprattutto all'anziano. L'anziano è quello che soffre molto di più, l'adulto fragile è anche quello che soffre altrettanto. Il bambino soffre, però soffre lo stesso, sta male lo stesso. Anzi, le posso dire che un bambino che si ammala di influenza durante il periodo invernale è un bambino che durante il resto dell'anno, diciamo fino all'estate, starà male, perché l'influenza gli comporta tutta una serie di situazioni, dall'abbassamento delle difese immunitarie, dall'infiammazione delle vie aeree, per cui lo porta a stare male a ogni piccolo raffreddore che si prende, anche nel periodo primavera-estate. Certo, quindi lei ha visto anche delle conseguenze, degli strascichi di questa influenza, soprattutto ovviamente non solo per gli adulti ma anche nei bambini. Colpisce ancora di più? Cioè sono per certi versi un po' più fragili o no? No, sono più recettivi, non più fragili, nel senso, fragili ci sono, bambini fragili ovviamente, certo. Come c'è l'adulto fragile, c'è anche il bambino fragile, soprattutto il bambino con patologia cronica, bambino che ha una frequenza di infezione delle basse vie respiratorie, come tipo broncospasmo, asma o malattie simili. Questi sono bambini che devono essere protetti, perché sono più a rischio e stanno veramente male. Poi dobbiamo anche considerare che una delle prime e più importanti complicanze dell'influenza è l'otite. Quindi chi ha problemi con le orecchie, soffre di otiti ricorrenti, ha problemi di questo tipo, deve stare attento e deve proteggersi. E quanto i genitori sono propensi a vaccinare i bambini? Perché solitamente si dice sono bambini, quindi hanno tante risorse, come diceva lei prima, insomma i bambini sono attrezzati di loro per far fronte alle infezioni. Quanto invece è importante sensibilizzare anche i genitori, perché poi di fatto lei ha il contatto anche diretto con il genitore. Certo, qua devo dire che il Covid ha un po' dato una mazzata al concetto di vaccini, c'è stato un abbassamento notevole della cosiddetta hesitancy vaccinale, cioè si pensa sempre male al vaccino, quindi ci si vaccina un po' meno, però una gran parte di famiglie hanno la voglia di vaccinare. C'è anche un'altra situazione, quella che noi abbiamo banalizzato il concetto di influenza, cioè quando si parla di influenza sembra una cosa banale, c'è un'influenzetta, c'è un'influenza, sembra banale il termine. L'influenza non è una malattia banale, è una malattia brutta, pesante e anche pericolosa. Certo, e quindi lei ha rilevato che cosa, cioè dal punto di vista vaccinale? Negli ultimi anni un calo dell'aderenza vaccinale, però allora, chi ha sempre fatto il vaccino ha tendenza a farlo. È più difficile convincere chi non l'ha mai fatto, questo sì. Certo, assolutamente. Dottore Giorgianni, si faceva cenno al Covid, purtroppo insomma è stata anche quella un periodo che ha segnato tantissimo e anche quello ha modificato l'atteggiamento che si ha verso la vaccinazione, secondo lei, anche per gli adulti, ne parlavamo per i bambini? Assolutamente sì, perché comunque questa esitazione vaccinale noi la riscontriamo ad esempio nell'ambito pediatrico anche per le vaccinazioni cosiddette ordinarie, sì, obbligatorie, quindi quelle del morbillo, l'esavalente. Purtroppo vediamo delle difficoltà ad avere coperture adeguate sul territorio. Per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale nell'adulto, sicuramente la pandemia ha influenzato perché probabilmente sono stati fatti anche degli errori comunicativi e c'è anche una percezione del rischio, come giustamente diceva anche il dottore Bottaro,
una banalizzazione, ecco, di quella che può essere un caso di influenza, e quindi sicuramente a partire dall'anno 2020, cioè l'anno in cui c'era il Covid ma non avevamo ancora un vaccino, lì fu la stagione d'oro per l'antinfluenzale, e da lì in poi c'è stato un calo inesorabile fino ad arrivare allo scorso anno. Tenga presente che in Sicilia abbiamo sempre avuto dati superiori rispetto al dato nazionale per l'over 65, mentre l'anno scorso sull'over 65 52% copertura a livello nazionale, 48% in Sicilia, quindi siamo andati sotto il dato nazionale. Certo, insomma questo anche indica un po' dal termometro di quello che poi accade. Solitamente per chi per esempio viene a fare il vaccino antinfluenzale si propone ovviamente anche quello del Covid, e molti, anche era arrivato un messaggio, temono insomma questo sovrapporsi di vaccini. Ci spieghi un poco invece? No, la somministrazione dei vaccini è una pratica che è altamente studiata e sicura. E facilita anche l'utente, perché con un solo appuntamento riesce a immunizzare, diciamo, per 2 patologie, cioè la vaccinazione anti-Covid, perché il Covid purtroppo ce lo siamo dimenticati, ma non si è dimenticato il Covid di noi, perché certo, ancora ci sono dei ricoveri in terapia intensiva, soprattutto sì, persone con fragilità, persone avanti con gli anni, ma ancora ci sono dei casi, sull'over 65 c'è un impatto del Covid importante, e poi ci sono anche altre vaccinazioni che vengono proposte, come quello per lo pneumococco o per il virus respiratorio sinciziale, che rappresentano comunque porzioni importanti di patologia, soprattutto, ripeto, nel paziente over 65. Infatti si sono riscontrate spesso anche queste complicanze, appunto ultimamente legate a questo. Anche perché a volte si sente dire: ho fatto il vaccino e mi è venuta l'influenza. Sì. Queste sindromi parainfluenzali comunque sì, sono predominanti il virus dell'influenza, ma a volte ci possono essere anche dei virus come appunto il Covid, il virus respiratorio sinciziale, che possono comunque dare una sintomatologia molto simile, per cui non è che il vaccino non ha funzionato, semplicemente hai preso probabilmente un altro agente. Anzi, si dice che il vaccino, anche se dovesse contrarre il virus, dà degli effetti attenuati rispetto, assolutamente, no? Cioè, protegge in questo senso. È molto efficace nel prevenire soprattutto le forme gravi di influenza, quindi le complicanze, e in questo caso poi in particolare l'ospedalizzazione e eventualmente il decesso. Purtroppo assistiamo anche a un intasamento, ecco, delle strutture di pronto soccorso in questo momento. Dottore Bottaro, le chiedo anche per i bambini se ci possono essere degli strascichi anche neurologici in seguito all'influenza. Lei dice non sottovalutare l'influenza, no? Dice no, il banale raffreddore, e quindi va bene, insomma, si sottovaluta. Sì, purtroppo, sì, è vero. Purtroppo il virus dell'influenza colpisce tutti gli organi. Certo, le vie respiratorie sono le più colpite, ma dappertutto è descritta anche una sindrome da Guillain-Barré, cioè sarebbe una poliradicolonefrite da virus influenzale. È rara perché è più frequente verso altri, in altre malattie, però esiste anche questo, come esistono problematiche neurologiche. Sì, può prendere tutti gli organi. E quindi questo può essere anche un rischio, cioè ulteriore, a cui si va incontro non vaccinandosi. Certo. Qua un nostro telespettatore scrive: buon pomeriggio a tutti, premetto che sono a favore dei vaccini e se sono un ragazzo sano, e anche grazie, vabbè, si riferisce ovviamente al dottore Bottaro, dice ai vaccini fatti da lui, quindi insomma è un, come dire, un invito, un auspicio, insomma diretto. Poi quando noi abbiamo le testimonianze dirette di chi ci ascolta, di chi ci segue, voglio dire, ancora di più avvalora il messaggio che si vuole dare, no? No, anche perché tra l'altro proprio in ambito pediatrico da qualche anno viene utilizzato un vaccino spray, quindi supera, diciamo, il timore, della punturina nel bambino, quindi a partire dai 2 anni può essere utilizzato un vaccino antinfluenzale spray, che quindi ha una compliance sicuramente migliore nei bambini. Certo. Dottore Bottaro, a proposito della vaccinazione in generale obbligatoria, ampliamo un po' il discorso, andiamo oltre l'influenza, anche perché così è un'occasione importante anche per fare informazione giusta e corretta. Il dottore Giorgiani diceva che c'è stata una diminuzione di quelle che sono le vaccinazioni, anzi ricordiamo quali sono quelle già prescritte per appunto i bambini, e se lei ha anche rilevato appunto questa resistenza a vaccinarsi anche per queste altre patologie.
Sì, per fortuna nel 2017 è stata una legge che ha introdotto l'obbligatorietà di molte vaccinazioni, sono 10 vaccinazioni sono obbligatorie, infatti per questo un po' diciamo, si è osservato una ripresa, l'esavalente, il morbillo parotite rosolia e varicella, lo pneumococco, però per alcuni vaccini per cui non si può porre l'obbligatorietà perché è una questione individuale, vedi quello del papillomavirus, quello delle meningiti. La legge parla di forte raccomandazione, non parla di obbligatorietà ma forte raccomandazione, quindi è proprio il concetto di forte raccomandazione che bisogna stressare, cioè bisogna considerare di fare queste vaccinazioni e queste sono quelle che un po', per esempio prendo l'esempio del papillomavirus, questo vaccino ha avuto una frenata, quasi un blocco per quanto riguarda la copertura vaccinale. Questo significa che fra qualche anno probabilmente ci sarà tutta una coorte di ragazzini o poi di adulti e poi diciamo, di persone che potranno sviluppare i tumori legati al papillomavirus. Bisogna fare una grossa campagna, già la regione, il servizio di epidemiologia del dottore Giorgianni, io tramite altre strutture stiamo cercando di sviluppare, di implementare questo tipo di vaccinazione, quella del papillomavirus, perché devo dire che ha avuto un brutto stop e invece deve riprendersi. Ecco, appunto, dicevamo vaccini che si possono fare tutto l'anno, no? Per esempio quello dell'herpes. Possiamo ricordare a chi sono rivolti e soprattutto le modalità? Sì, tornando, mi riallaccio un attimo al dottore Bottaro per l'importanza della vaccinazione del papillomavirus, che è una vaccinazione che si fa nei maschi e nelle femmine a partire dagli 11 anni. Quindi, insomma, e noi come anche su input della direzione strategica siamo tornati anche a vaccinare nelle scuole, è lì il cuore appunto del nostro target, quindi avviando proprio una campagna di vaccinazione nelle scuole per la vaccinazione antipapillomavirus. Sull'herpes zoster è una vaccinazione estremamente importante perché è una patologia molto debilitante, abbiamo un vaccino efficace, si fa in 2 dosi, tempo zero e poi la seconda dose tra i 2 e i 6 mesi e hanno diritto a questa vaccinazione tutti i pazienti over 18, quindi sopra i 18 anni, che hanno delle patologie a partire dal diabete di tipo 1 e di tipo 2, patologie cardiovascolari, asma e BPCO, soggetti che sono in terapia immunodepressiva, quindi per esempio il paziente oncologico, soggetti che hanno storie frequenti di recidive di herpes zoster, cioè tutti quei pazienti in cui questa patologia può dare delle problematiche particolarmente importanti e debilitanti. Assolutamente. E anche questa può essere effettuata o dal medico di medicina generale che aderisce appunto alla campagna di vaccinazione o presso gli ambulatori dell'ASP, collegandosi sul sito www.aspct.it nella sezione vaccinazioni è possibile la prenotazione. Assolutamente. Dottore Bottaro, quando la chiama una mamma preoccupata perché il bambino ha la febbre a 40 e penso che in questi giorni ne sta ricevendo tante di queste telefonate, qual è l'indicazione, la prima indicazione da dare ai genitori? Intanto di non preoccuparsi, questo sicuro, perché ricordiamoci che l'entità della febbre non è legata a situazioni varie, ma soprattutto a malattie gravi e per fortuna con la quasi totale non dico scomparsa, però riduzione netta di polmoniti e meningiti, che erano le malattie gravissime che comportavano queste febbri alte, siamo sicuramente davanti a quasi sempre a forme virali per questo tipo di febbre. Quindi la prima cosa è non preoccuparsi. Seconda cosa, utilizzare un buon antipiretico, il paracetamolo, l'ibuprofene e andare avanti almeno per le prime 24-48 ore con una buona osservazione, cercando di tenere la febbre il più possibile al di sotto del limite, quello non pericoloso per carità ma fastidioso, il bambino può avere fastidio alla febbre, che è quello dei 38,5, al di sotto di questo limite il bambino non ha grossi problemi, il bambino sopporta molto bene queste temperature. Bere tanto, soprattutto bere tanto, magari ora siamo in inverno, ma d'estate quando c'è poca acqua a disposizione, se non facciamo bere tanto il bambino non può sudare, non sudando non può scendere la temperatura, quindi queste piccole indicazioni tutto sommato abbastanza utili, ecco, la prima cosa è non preoccuparsi. Benissimo. Dottor Giorgianni, c'è appunto un prima e un dopo il Covid. Chiedo anche a lei
come ci si può, l'influenza c'è sempre, in tutto l'anno, no? Cioè il piccolo lo vediamo in inverno, ma in realtà anche d'estate ci sono dei casi. Come ci si può proteggere, a parte la vaccinazione che è fondamentale, però ci sono anche delle, come dire, dei comportamenti giusti possono essere delle accortezze, insomma, che ci permettono, ecco, di... Sì, soprattutto, ripeto, se parliamo di pazienti che hanno già delle patologie, pazienti oppure pazienti molto anziani, sicuramente anche l'utilizzo della mascherina in determinati ambienti particolarmente affollati potrebbe essere, come dire, utile, ecco, per la prevenzione certo. di queste patologie che poi possono dare veramente delle complicanze importanti. Quindi, ripeto, non siamo nel periodo del 2020-21-22, certo, assolutamente. però ripeto, su un paziente fragile per patologia o per età, ecco, un'accortezza dell'utilizzo della mascherina in luoghi particolarmente affollati, così come nell'utilizzo della mascherina per esempio in alcuni reparti, questo al contrario per proteggere il paziente, in reparti per esempio ospedalieri particolarmente critici, quali per esempio un reparto di oncologia o di oncoematologia pediatrica, sicuramente è assolutamente utile. Questo è utile, ma banalmente anche lavarsi le mani dopo che si è... Assolutamente sì. Ecco, quello diciamo sono regole che si dovrebbero tenere a prescindere ecco, le diamo per scontate, però in realtà è meglio ricordare che insomma siano anche quelle. Comunque, no? Tutte le misure che noi adottammo per la riduzione dei casi in epoca pandemica poi effettivamente determinarono un abbassamento del numero di casi, a partire da quella più drastica che fu quella del lockdown, quindi restare a casa, ma anche l'igienizzazione, l'utilizzo delle mascherine, che comportò comunque un abbassamento di tante dell'incidenza di tante malattie a carattere a trasmissione respiratoria. Certo, e quindi questo già insomma c'ha anche dottore Bottaro, per quanto riguarda invece la richiesta dei genitori per i bambini, soprattutto abbiamo detto le preoccupazioni possono essere quelle, ma insomma da tenere sotto controllo. Lei ha visto anche una maggiore attenzione dei genitori per quanto riguarda i sintomi che poi manifestano i bambini, che possono essere appunto legati all'influenza ma anche ad altre patologie? La febbre è quella che preoccupa sempre, da sempre preoccupato la febbre. Poi l'influenza ha la caratteristica di avere due sintomi fondamentali, febbre e tosse. Poi la tosse che comincia contemporaneamente, subito dopo. Questi sono i due sintomi maggiori e entrambi preoccupano la famiglia, sia la febbre che la tosse, perché ricordano malattie più importanti. Però come dicevo prima, bisogna aspettare le prime 24-48 ore, perché all'inizio l'influenza ha un percorso abbastanza lungo, dura circa da 5 a 7 giorni come sintomatologia, ma piano piano nell'arco dopo il terzo, quarto, quinto giorno comincia un po' a ridursi, comincia un po' il bambino o il paziente comincia a star meglio, e quindi si vede. Se c'è quello che deve far preoccupare, se c'è un'improvvisa ripresa o della febbre o di alcuni sintomi. Come dicevo, l'otite è la prima complicazione, dopo 3-4 giorni dalla comparsa dell'influenza può svilupparsi, poi l'infezione a basse vie respiratorie, bronchiti, broncopolmoniti, questi avvengono dopo, quindi stare attenti dopo qualche giorno, quando c'è il cambiamento dei sintomi, quando i sintomi cambiano. Certo, quindi stare insomma attenti. A proposito di sintomi, per questa influenza molti lamentavano anche la spossatezza, che prima e anche dopo, una forte spossatezza, tanto che alcuni insomma non riuscivano neanche a alzarsi dal letto, ci raccontavano, e anche questo è una delle sintomatologie legate. Ogni influenza ha la sua? Oppure ci sono, diciamo, delle costanti? Allora, diciamo che ci sono dei sintomi che sono particolarmente comuni, poi in questo caso stiamo assistendo appunto a prolungamento di qualche giorno in più riguardo la spossatezza, ma anche la tosse per esempio. Sì, la tosse, certo. Volevo aggiungere anche una cosa, quella di evitare le cosiddette cure fai da te o del dottor Google, perché anche l'utilizzo inappropriato di antibiotici poi può comportare tutta una serie di problematiche legate all'antimicrobico resistenza, all'antibiotico resistenza, che è una delle prossime emergenze di sanità pubblica. Noi purtroppo abbiamo delle persone ricoverate
che sono resistenti a tutta una serie di antibiotici, per cui non abbiamo poi armi per poter combattere le infezioni. Perché ne hanno utilizzati, cioè perché si è fatto un abuso forse? Diciamo, si fa un abuso, ma non è solo un problema di consumo di antibiotici, ma anche per esempio dell'utilizzo dei mangimi con antibiotici, cioè di problematiche diciamo di carattere veterinario, cioè tutta una serie di che poi si problematiche che ovviamente comportano un aumento di quella che è cosiddetta antimicrobico resistenza, per cui abbiamo dei super agenti patogeni batteri che resistono appunto a diversi antibiotici, quindi non abbiamo, ripeto, le armi poi per poter combattere queste infezioni, quindi un utilizzo appropriato dell'antibiotico è assolutamente raccomandato, quindi fidarsi del medico di famiglia, del pediatra di libera scelta, certo, assolutamente. Comunque di personale medico che sappia quello che si fa. Certo, assolutamente. Ci fermiamo, una brevissima pausa, poi torniamo di nuovo in studio. Eccoci, ci stiamo occupando oggi di vaccini e di influenza. Abbiamo pochissimi minuti, dottore Giorgianni. Cosa si sente di dire, proprio una battuta finale, anche perché siamo dentro il picco dell'influenza in questo momento? Sì, siamo dentro il picco, però non è troppo tardi, ecco, per andare a vaccinarsi. Abbiamo molte opportunità, l'offerta è ampia, nel senso, ripeto, medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. I nostri ambulatori dell'azienda, ripeto, sono stati potenziati con aperture anche il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina, e poi anche le farmacie, quindi è un'offerta molto varia, anche perché, ripeto, il picco non corrisponde comunque alla fine del periodo, diciamo, di trasmissione dell'influenza. Invece il dottore Bottaro, cosa si sente di dire lei in ultima, proprio una battuta anche a lei? Le chiedo di rivolgersi, non so, ai genitori che magari ancora hanno qualche dubbio sul vaccinare i loro figli. No, mi associo al dottore Giorgianni, vaccinate, fatevi vaccinare. Consideriamo che l'influenza noi la vedremo sicuramente così tutto il mese di febbraio, qualcosa il mese di marzo, quindi ancora le possibilità per vaccinarci ci sono. E ripeto, considerate che con la vaccinazione non evitate solo l'influenza, evitate tante altre situazioni pesanti e anche pericolose nel bambino, soprattutto per i bambini fragili. Benissimo, grazie ai miei ospiti, a chi ci ha seguito, alla prossima. Grazie a voi.